Dibi, oggi Presidente, signora, oggi Presidente, penso che una sfida maggiore per il cartolare è quello, e Nadine Nivagione ha cominciato a dirlo, d'altri, c'era Presidente di Usesec qua su, e Alice in un rapporto, di ce che li chiamano l'enjeu de l'adhésion. E qui c'è da voler a fare un grosso lavoro per promuovere il fatto che domani un retale da soci di istituzioni che li aderiscano ci vuole che li ci trovino al di là della labellizzazione una controparte e dunque c'è da voler arrivare a questa controparte e abbiamo capito in un rapporto nulla era fisso, determinato, c'era tutto in onda ad arrivare insieme collettivamente. Ma c'è questa prima sfida qui. Dopo una seconda sfida, oggi Presidente di corpo, materia, se lo si può dire, a un concetto di immersione, perché lo ci sia qualcosa in più di Agartula che era proposta da un nostro collega Pierre Jong all'epoca che era in responsabilità riguardo alla lingua corsa, c'è da voler arrivare, penso bien amica, l'idea di immersione, arrivare a come possiamo adattare a livello di una comune, di un paese, di una città. A me, ciò che mi pare assai importante in suo cartolare e prezioso, è l'idea di forse che cambia appena di peta prima cartola, se lo si può dire così, di retale, ben di che qui abbiamo veramente l'idea da padia, da socialator, e vera che non su la duintesa c'era parecchi soci, parecchi circoli sportivi e tutto che avevano cifrato a prima cartola, ma non erano forse mica messi in retale così in retta, e qui misi pare di interesse maggiore di domani per i cittadini, per i praticanti, per l'imparante, per i corsi dentro in una comune e avere un dispositivo che non si può mica confinato a una socia o una istituzione, ma per un detto se lo si parla di corti, forse un mio collega Betrantone ne da parla meglio che me, se lo si può entrare in la città attraverso parecchi mueli immersivi che si completano per fare della nostra vita quotidiana una vita immersa di peta a lingua corsa. C'è da voler un'altra sfida che adesso è maggiore di noi di quello di valutazione, di chi ma mette noi abbiamo accompagnato di sicuro con tutto il nostro fiato per la labellizzazione, per costruire insieme a fianco a voi, ma c'è da voler di sicuro in questa costruzione, pensa in modo forte e potente a istanze di controllo di agartula e di labellizzazione, e questa sarà una sfida maggiore per la nostra collettività, ma penso che tutto questo ha da partecipare alla ristrutturazione generale che comincia l'è annunziata con i servizi che mi permetterete di salutare di noi a nome di un gruppo di Peta Lingua Corsa, di Peta Servizio Lingua Corsa e di Peta Lavoro che noi abbiamo in commissione, ma in tutti i casi noi siamo perfettamente a pro su cartolari che va in un buon senso e Buiai oggi Presidente ne approfitto perché ha detto in un rapporto di un regalo che può fare alla Commissione perché la Commissione non aveva mica abbastanza lavoro, di chi deve lavorare in furia non da un concetto di immersione relativo a paese oramai paese e città immersive, so che vi posso io e così ne approfitto per dire all'insieme dell'Assemblea. Ci eravamo messi da consento, signore Presidente, quando è stata creata la Commissione di luglio, di rendere un rapporto di politica generale, di informazione appresso al Presidente dell'Assemblea e appresso al Presidente dell'Esecutivo, saremmo a tempo per renderlo di dicembre con un primo rapporto che tratterà di un insieme, un'architettura globale di politica linguistica, di uvato educativo, di uvato legge organica e oramai di uvato di agartula di peta all'immersione. Dunque, abbiamo principiato di un mese di luglio assai riunioni e visite di terreno, oramai passiamo una fase di trascrizione e di scrittura di un piano e saremo a nome della Commissione in capacità di rendervi sul rapporto di dicembre ne più in tutti i casi l'ingaggiamento rinnovato, ma
il gruppo sarà affiancato e butterà pro di suo cartolare perché ci pare, come è stata detta dai miei colleghi, una primura maggiore per la lingua e tutto ciò che è fatto di poi, in modo più intenso di poi parecchi mesi va in un buon senso e ci ne rallegreremo. Ringraziabili.